Un discorso così molto generale, vorrei andare più un po' sullo specifico, o meglio, mi piacerebbe che chi vota sappia quanto costa la classe politica italiana o quanto costa l'inefficienza del sistema politico e sociale italiano. Cioè, tu prima dicevi la politica ha migliorato la società italiana, ma non lo so, cioè nel senso io ora non saprei trovarti una motivazione valida per dire hanno portato questo tipo di cambiamento, e nemmeno tra sinistra e destra non vedo queste grosse differenze, cioè, o meglio, loro tentano sempre di differenziarsi nei confronti di chi li vota per prendere un voto a sinistra o a destra, ma in realtà a livello fattivo di politiche loro non hanno grosse differenze, ma perché? Perché abbiamo un debito pubblico enorme, hanno pochissima manovra, hanno pochissime leve, sono schiacciati da un debito pubblico enorme, loro gestiscono tutto questo debito pubblico, ci spartiscono molto bene tra sinistra e destra tutto quello che possono, e su questo sono dei fortissimi alleati e non c'è differenza. E quindi alla fine loro mantengono questo status quo per poter governare e per potersi mangiare una grossissima fetta dei nostri soldi. Io non sono di questo avviso qua, io penso